I Pokémon sono anche una possibilità per il centro di rinascere, perché nei centri commerciali sostanzialmente non ci sono Pokémon, non si può giocare perché sono isolati, ecco. E invece il centro è pieno di Pokémon, anche rari, e quindi è un'occasione per i negozianti, per i commercianti, per tutto il centro della città di guadagnarci, di riprendere a vivere grazie a un giochetto tranquillo, innocuo. Il centro di Mestre potrebbe anche ripartire così. Il fenomeno recentissimo della caccia agli animaletti virtuali che hanno invaso le nostre città da quando è stata rilasciata l'applicazione Pokémon Go ha cambiato in modo significativo le abitudini di molti giovani mestrini che sono tornati a popolare il centro sulle tracce di questi esseri immaginari. Il centro è pieno di punti di interesse. I punti di interesse sono, diciamo, dei negozi dove tu prendi degli strumenti per il gioco che ti possono essere utili. Quindi sei, diciamo, sostanzialmente costretto a camminare, a visitare anche i posti interessanti, perché i punti di interesse sono nelle zone più belle della città, dove c'è una statua, c'è un punto di interesse, quelle del genere. Così centinaia di ventenni hanno cominciato a frequentare assiduamente il parco di Villa Querini, dove si trova una palestra, luogo virtuale degli scontri tra i mostriciattoli e altri punti nevralgici di questa singolare geografia come quello ribattezzato Valhalla dal nome del paradiso vichingo. La Valhalla è un punto di Piazza Ferretto, tra Piazza Ferretto e Via Poerio, dove ci sono 3 punti di interesse e i ragazzi si mettono là a giocare sostanzialmente perché nei punti di interesse tu puoi attivare, diciamo, delle esche per attirare Pokémon e là sono attive tutto il giorno perché i ragazzi ci giocano e infatti ci sono sempre più tipo 20-30 ragazzi là, quindi se vedete tanti ragazzi che col telefono in mano è perché stanno giocando, ecco. Meno rosea è la situazione in laguna, dove forse a causa di difficoltà tecniche il gioco stenta a decollare. C'è un problema a Venezia che sostanzialmente non ci sono Pokémon, cioè è piena di, diciamo, punti di interesse interessanti per il gioco, piena di palestre, ma neanche un Rattata, un Pidgey e quindi assieme a tanti ragazzi qua a Mestre e a Venezia abbiamo deciso di tirare su una petizione per scherzo e alla fine abbiamo raccolto più di, quasi siamo a 700 firme da tutto il mondo, anche la Francia, uno svizzero ha firmato. Vicenda che non ha mancato di suscitare polemiche tra qualche veneziano poco incline all'umorismo. Se andiamo a bere un aperitivo non va bene, se ci divertiamo in altro modo neppure, replica l'autore della petizione, non capisco che altro dovremmo fare a 20 anni. Ti bevi una birra, giochi a Pokémon Go, la cosa migliore, ti fai una camminata, sei tranquillo. Perfetto.